Saluto a tutti, zagattaus noi in compagnia de Monsignor Gianfranco Zuncheddu, in suo proprio studio, andi issu dai 4 anni ai Gustavatti, poi RTS, Radio Televisione Sarda, registra da sa trasmissione Unu Suspiru de Goro. È una rubrica religiosa in sagali, dunao po' ischi mancai si punta scuttendo in moi possa motta, Monsignor Gianfranco Zuncheddu fai sa presentata dessa liturgia de Dogna Diri, fai su commento dessa Sagrada Scrittura, cristiana dei Santus, chi sa Gresia Sarda a festa da de Diri in Diri, e insomma, cicca da puro de s'accappiaia e tradiziones nostras de sa Sardigna, poi vai un discorso preno, in senso sardo, dessa religiosità cristiana, una cosa nostra, dess'isola nostra. Signor Giuncheddu, ben agattau. Grazie a te. E noi volevo presentare in maniera particolare un libro che Monsignor Zuncheddu ha scritto e ha imprentato l'anno passato. E questo, Maximas Eternas, dessa parrocchia prospittica dessa arcidiocesi metropolitana Casteddaia, a incuro de Monsignore Giovanni Francisco Zuncheddu, avvocato dessa Sacra Roda, predinseune o seuneddu, è un libro in due lingue, ma pochini non tu conosci bene come a me, che tu frequento antessi 30 anni, chi ne esti questo Monsignor Zuncheddu? Può uscire, due causa di questo libro, che è stato imprentato a Canno, e è l'annuario della diocesi di Casteddu, dessa arcidiocesi di Casteddaia. A undi, a sa pagina 390, potevo lì già ici. Zuncheddu Monsignor Dottor Avvocato Gianfranco, nasce a Brucei su 10 de su mesi de lamparas de su 1941. Insomma, Monsignor Zuncheddu ha fatto 85 anni, augurios, e vita longa e sana. Grazie. Ordinà un casteddu in Sagresa de Nostra Signora de Bonaria su 1966 de Monsignore Paolo Botto, che via Sarcivescovo Metropolita de Casteddu in cussus tempus. Dottorau in diritto canonico in sa Pontificia Università di Urbaniana, avvocau de sa Sacra Roda Romana, postulatori de is causas dei Santus in sa congregazione e poi is causas dei Santus in Roma e giornalista pubblicista. Tene di un montone di onorificenze, estimuzioniori e cavalieri dell'ordine dei Santus Marizia e Lazzaro. In sa vita cosa sua attento un montone di incaricos, un elenco longo, ma questo che Deo bolla ricordare in maniera particolare è l'impegno giornalistico, poi Taddeo dopo connotto in questa vesti de giornalista, e stetio su direttori del suo settimanale diocesano Orientamenti, del suo 74 a su 1980, e poi stetio animatori, ideatori del suo notiziario diocesano de Casteddu, che si può dire sa rivista ufficiale dell'arcidiocesi Cosa Nostra. Isso si è inventata da dirigere un montone annos, 17 anni. 17 anni, proprio un bello traballo, e proprio è una miniera, una mina, e questa rivista poi sta in gonisi d'ogni atto della Chiesa Casteddaia, dell'Episcopao, ufficiali, sì, dell'Episcopao de Monsignore Torino Vieter Alberti Vinzesao, e dotto Sagata da Ingoni ben arregotto. E in quest'ottica, arregolli dotto su chi si poditi, Monsignor Gianfranco Zuncheddu ha scritto questo libro, che è proprio una regotta, si può dire, dedotto su chi per toccata a sa lingua sarda a intro dessa liturgia cristiana. Devo domandare una cosa a Monsignor Zuncheddu, ma questo libro in su 2025, per conto di voi, vi è proprio necessario? Cioè, stannai, sa lingua sarda ancora oggi è questionata dessa gente de maniera tale che sia giusto a pensare di fare sa traduzitura dessa liturgia in lingua sarda e sa traduzitura dei scritturas in lingua sarda e poi, cioè c'è una funzione pastorale, uno scopo. Deo dopo fatto questo libro pensando che Deus comprende su sardo puro. Noi scetti quando
feus una pregatoria in italiano o in latino, quando cantavo su missa bella gregoriana in latino. Deus comprende questo linguaggio, ma comprende su sardo pure, che noi siamo nasciti in Sardegna. E su linguaggio nostro, dei babais e dei nannais e dei nonnois nostri, è su sardo. Dividivo in tanti varianti, sì. In Campidano, in Logudoro, in Castello Brusassu, in Castellesusu. Ma Deus comprenditi. E finché su Papa Francisco, andando faccia a Sasia proprio a fondo del mondo, dia da recordare ai mammas a imparare sa drottina ai figli con suo dialetto che de niente. Sì. E suo papà che teneva su noi, questo leoni, che per me non è un leone, pare di un angione. Tocca da veri. Eppure isso a voi picare su nome a postis del leone XIII, se voi fai seriare leoni su de 14. Bene, isso in Perù, in sa diocesi di Chiclayo, accanto via da obispo, è andato a fare visitas pastorali, visitas pastorali a Cuaddo, in una terra che ancora... E non sperevo un demonti. In cui narrà sa missa in 17 dialettos. In tutto questo dialetto de sa missa da via da inizio a sa cabo. Tutto, fino a sa consacrazione. Invece noi siamo sempre scomunicados, che siamo mesemari, e tutto siamo in ti spesi. Già i vari di che siamo nasciti come in isola de Sardegna, con su vecchi Deus alla sau appena fatto tutto sul mondo e si è tornato a andare in paradiso. Sic nussa. E questo vari che sia su vede su babbo eterno creatori. E se usavarraus, e tutto si... I spagnoli, se tanti fattori di Alghero di Fonticallà fino a Savascio, pensai che o canno si vedono un centenario importante di Nostra Signora Bonairi. Però su santuarietto accanto a Nostra Signora sta arribata e stati fatto dei infanti di Spagna può ringraziare a Dio può essere passato in Sardegna e andare a vindicare tutto su cada cattao. Punti furai tutto su chi hanno già realizzato e fatto i babais nostri con su sudori, de su sangue, de su traballonzolo. Sì. Sa Sardegna è sempre a e considerato i puro posso fatto che tu me mannau e poi è necessario che oggi non tutti vogliono cristiani in sardo che non lo comprendono ti mancai. Beh, si danti bocao de bucca. Ecco, e poi devo insisti poco. Poi c'è gente che va a pregatorie ancora in sardo. E noi insistiamo, poi questa gente che desidera di fare pregatorie in sardo. E quando sa die Corpus Domini, moi dominico, sa da cattare in sa processione, che si fa di Nibias di Gesù Cristo, io da voglio cantare in sa lingua nostra. In mezzo a logos, in sa parrocchietta mia pitica, sa pitica de sa diocesi dove è scritto, devo a cantare sempre in sardo, ti adoro in rendimento. Signore, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. Certo. Ti adoro in rendimento, de gelo, bivuvani, sacramento. E i femmine si rispondono in timida mia e in tutto luogo accanto e ho imparato ancora e ho tornato a rinnovare questo cantico, sia per sempre allavao sul Re nostro Gesù sacramentale. Bellissimo. E Dio si è messo su domenica questa gente mia in Seuni. Invece di fare altro ringraziamento, ti adoro, ti ringrazio mio Signore, oppure devi fare tamburello, o devi fare chitarra, o fare altre cose, canto questo cantico con sa gente che bene, e lo cantano con tanto affetto a suo Signore. Ti adoro in rendimento. E poi ti devo noi proibire in Didioi, in Sardegna,
sa possibilità di tanti gente che dia da polli vai, sia in Campidaneso che in Locutoreso, che in ogni linguazzo, Carloforte, in ogni luogo, accanto si questiona diversamente In sul Salighera linguaggio. sa messa in catalano da nanta già dei anni 80 ed è uscito poi vivemmo in Guni quando vemmo Viciocheddo e sa messa in catalano davanti Ecco, per dei dire. gustus tempus. Quindi non è un obbligo a fare gusto, però se uso sempre handicappaus, poi i moi, i monsignori non fatti di accordi o fai gusto, poi boh, che qualcuno nada malesamente che isso non lo comprende su sardo e quindi Capunti. noi antapoti in San Misa provai dei maestri che non riusciti a questionare su Capunti sardo, continentali, punti sì. continentali. Però tocca ad annai che sa prima missa narauso sperimentale in lingua sarda adesso 70 di aboffia proprio Monsignor chi ne via da Botto o viene già Su 70 dovrei su cardinale. su Cardinali Baggio, via su Cardinali Baggio, persona di grande intelligenza Deo e di m'arregodo. grande cultura. Isso è stato su primo, Deo su m'ar- 1970. Deo mi ricordo che isso fu veniu a suo matrimonio Selargino. O su matrimonio Selargino, sì. E fuori da sa iglesia in restauro e San Misa dimostrata in Piazza Iglesia. E isso fuori da stetio contento, fuori tra bille sonno in tutto sole San Misa, a campas a cavalciatas. e però a Sabini Via diventa stanco, domandao. sempre in viaggio, da Roma in Castello, da Castello in Roma. Diventa domandao, ma iniziando la sa questa messa di cosa fai oppure no, già andava bene. E depicavo stanchezza su Cardinali. Certo, ma poi non c'è manco una riga scritta. Certo, tutta a È voce. tutta voce. Vive vocis oraculo. E Deus è un testimonio di questa voce che dovrei Certo, alcuni certo. domandare e pedendire, ma intanto sta Deus. E dice no, è bene farla questa messa e potete continuare. Ecco. Ma vedo un vago di storia a proposito della lingua sarda e sa Gresia cristiana cattolica. Sandoso, su sardo nasce di commenti lingua ufficiale già in su secolo XI, in su periodo dei giugis, è stato urao lingua ufficiale vinzas insomma, Savini de su 300, con sa carta de logo scritta in sardo. Poi, insomma, è catalano usanti completao a conquistare sa Sardegna e sa lingua ufficiale è diventata su catalano. E su sardo è passato a scetti lingua del suo popolo, e sì, solo lingua del suo popolo. Però sa Gresia da sempre coltivata su sardo, poita di Serbia da posta pastorali. E infatti sa gattauso su 1400 su poema di Antonicano, a pizzo dessa vita dei martiris Baingiu Grotte Januario, e poi a seguire tanti altros ecclesiasticus che in ogni secolo hanno coltivato questa lingua, fino a arrivare a 800 con su canonico Vorru che ha scritto sa prima grammatica dessa lingua campidanese e su vocabolario e poi su canonico Spanu che ha scritto questo un giro di tempo e tutto sa grammatica e su vocabolario dessa lingua particolare locutoresa che ne zinde scaresci come ti si narra non mi ricordo questo de su 700 de Ozieri Matteo Madau non mi ricordo che ne zindiscaresci de Matteo Madau che in su 700 il suburu ia già provato a scrivere essa grammatica e su vocabolario dessa lingua sarda. Dunque, sono un montone di ecclesiasticos che hanno sempre coltivato sa lingua nostra. E sa lingua nostra coltivata de grandus predicatori fino a su Concilio Vaticano II, si può dire, fino agli anni 60, proprio è durata questa grande tradizione is predicas in lingua sarda. Ma tutta questa grande attività culturale in lingua sarda dessa Gresia si è firmata in is annos 20. In is annos 20, in su 24 c'è stato il suo primo concilio plenario sardo e in su 27 hanno aperto un cuglieri su seminario regionali a un di antiposto po' professori a gesuitas de su Piemonti. E te succede in Gonisi? Ustesi dopo dinnai del satro dei 85 anni che votata in Palasa. Già in suo concilio plenario sardo primo,
del sub-24. Isobispo sardo, che Sardegna è diventato uno due suscetti, e poi è diventato tutto continentale. Isobispo in Sardegna. E poi questo bispo via da una persona dei poteri e su poteri deve diventare ben strinto. E poi Pio X. Pio X si indivia da Ziccao, poi in Sardegna i predi pros intelligenti po conto su vianta tutto modernista, e dunque se non ci vianta predi Poi devo fai un di vai esempio. o bispus. E quindi E tu beh, mandava... volevo uno Damiano Filia. I terrazze obispo di adesso Bessio e su via sospettato del modernismo. Virgilio Angioni. Virgilio Angioni, ma è Bacchiso Raimondo Mozzo, è sospettato del modernismo. E il suburo è terrazze obispo di via Bessio, de uno greda Sarzobispo de Castello in questo periodo furia da Rossi, chi veniva da de Vicenza, mi pare, da Verona. Ma vi accuso chi ha serrato uno seminario, questo grande merito su, vi accuso. Certo. Chi ha... Esatto, Piovella furia da Callendini de Salighera, che poi è vescovo obispo in Alighera, poi arcivescovo di Orzobispo di Oristano e poi a Castello. Ma sempre dei continenti, dei piantesi, del Roma. È sempre predi del Roma. Vabbè, sì, del Roma, via da Milanese, una rausa. Poi, e in questa sozio, in questa riunione del suo concilio plenario, iam proibito di cantare vinse i goccius, mai prus a Rosario nis processionis. Tutto iam proibito. I goccius siano proprio meno spreziausi. C'è scritto in esatto, mi pare, di i cosiddetti goccios, proprio... Disprezzati, meno spreziati. Sì. E in cui quindi hanno proibito, hanno dato saucca, finché po' di cantai e pregatoria in sardo, immaginai si possa messa Deus in di campidi, e quindi iniziando a bello, che alcun tentativo, che alcun predichi fuori disobbedienti e duviata, commento che tu predici che Dio gli ha gattao, che vuol dire anziano commenti a me, e su sabato santo gli ha fatto San Missa. E su parco di Anna, ma quando mai oggi si può fare San Missa? Oggi è sabato santo, non si può fare San Missa. No, e pure Dio non lo fa San Missa, questo preti anziano. Su parco voleva andare a una comunione in Malaio, su preti beccio si voleva vestiu, gli ha fatto San Missa, commenti, su parco fu torrente, quindi ite missa est, no, San Missa da Pacabata, mica si può fare San Missa, di Annau Gurdo. E me da predisi, di fronte a questo vescovo che portata che viene portata su potere di tu pai saucca de pregatoria in sardo, me da predisi non viene su proprio, e però che anche una predica, commenti, esti stetiu posso voedu de Deus traduzio a Selargius de Faustino Onnisi, Selargius che traduzio su voedu de Deus de Salitra Escorinciesus, come dice Lusianaus. E che ancora un tentativo su cardinali hanno andà bene, sa predica però. Poi da Caso Vaticano insiste sul centro de San Missa non si vuoi fare in sardo. E in santo Deo, che sei devoto de Sant'Efisi, appena ando, però siamo andati qualcuna volta a predicare i Sant'Efisi a Nora e a poi un'unica bene gente del nord-est, de Capesuso d'Italia, e cantano e fanno San Missa in sul linguaggio un solo. Tutto. Ma il friulano, so? Il friulano. Ah, sì, è vero, sono molti grandi devoto su de Sant'Efisi. Ed è una roba a me, ma... E Dio se veniva a fare questa predica, poteva fare in italiano, e gusto bene tipo a festare a Sant'Efisi e doveva sul linguaggio un solo. Ma come ti adesso? E io non lo posso fare in sardo, come tanti sardo si hanno disigiai. Noi siete organizzatori di questa processione, di Sant'Efisi e tutta questa gente che va... Ma tu conosci questa persona? C'è una persona bella impegnata che... in questo periodo non fai da accostare di una centrale elettrica che sprizza da noi sceita. Tronos e lampo. Tronos e lampo. Ecco, questo è iniziando che l'hanno un tentativo. E poi sa Fondazione Sardinia con tanti intellettuali e tanti preti che si volevano unire. In questo tempo sono fuori dall'arzobispo nostro questo certo Monsignor Mani. Ti ricorda che c'è stato questo pure? Anda bene. Tu salutauso. Bene. E quindi
ponai, sempre in... E ho i puro, potevo fare i scetti con una lettura, poi non c'è questa approvazione di questa traduzione biblica, potevo fare con una pregatoria, però guai, devo mi ricordo che dell'Urdu Miglio e s'arzobispo de Aristanisi de Insandos mi telefonanta sa di chi deu Ignazio Sanna, via da? Ignazio no, Sanna. mi pare su de prima, quando fu molto quello che comandate in quell'isola di Fronte Auristano, Sì, sul re, de quest'isola, mentre si riappa su un terro, e a fare San Misansardo, come sapete, e mi hanno telefonato tanti volte se a su barco de terra puro, a donare attenzione che noi si fatto San Missa con sa consacrazione. Proibito assolutamente, oi puro. Devo domandare una cosa. Allora, devo questa cosa andare a questionare con suo cardinale Miglio, e su Mannau, ma devo non tengo proprio assolutamente in nuda, in contrario a fare San Missa in sardo. Su problema è che non c'è sta ancora sa traduzitura dei scritturas approvata. E su Mannau su cardinale. Devo che dico questo libro, che vuntis autos del su secondo concilio plenario della Sardegna, che si è fatto del su 1986 a su 2001, in su canone 100 ha gatto scritto l'uso della lingua sarda nella liturgia. Il concilio, accogliendo una diffusa istanza che vede anche nella lingua sarda un singolare strumento comunicativo della fede per il nostro popolo, ne auspica una adeguata valorizzazione. È lungo questo canone del suo concilio, ma che antidecidio is obispus ufficialmente in su concilio cosanzoro, de imperai su sardo fino a vostra liturgia. Commenti vunti spozius passai 25 anni e ancora non si è fatto nuda, ma voitta, cioè deita dipendidi. E tornato a questa domanda che dopo fatto inghizzando. E te da rispondo che questo liburetto è nascivo questo. Poi non si deve arenare, non si deve frimmare, deve andare innanti, devo lì a morri, nendi tutto sa messa cantata, prima ufficialmente. Ufficialmente in sardo, poi la sai, vice ai schieniti, in subbenitori, ai cose che da posti de noso, sa possibilità di fare, ma non con obbligo. De due modi vai, tu io li pregai meglio in italiano, bene, non li fai in arego, bene, chi di eleison, de mangiare a notte, non li fai in altro linguaggio, fai il lavoro, però non mi devi proibire a me certo, e a mia, de morri e de proibire, de vai pregatoria, commenti da sfianta in su catechismo dei secoli passati, a partire del suo cardinale Cadello, su catechismo, fino a su de su 900, arzobispo Castellaio, de Nuramenisi. Il catechismo, basta darlo scastiare, Dio li avvotai questo merito, ma poi avanzando questa cosa diventa troppo lunga. Da ricordare sono scetti. I sardos fadianta pregatoria imparanta sa drottina dei mammas e dei nannai sinsoro a oggi si comprende che in santo mancai meta sono fuori istruiti certo. Però manco si poteva comprare sul libro cassa poporesa via manna certo però in sardo ecco invece noi siamo sospettando questa traduzione e sempre quando usciti che devo mancare mi premito e vai questa cosa po' conto mio senza domandare permesso a nessuno poi che Gesù Cristo mi dannavo a me Gesù Cristo mi dannavo ma no vai in tutto il mondo a predicare sul Vangelo e devo predicare in questa lingua che mi ha imparato a iaia che mi ha imparato mammai che mi ha imparato nonno che mi ha imparato babbai devo vai questa pregatoria poi ti devi andare a piegare sul vocabolario italiano o sul latino o sarego, che mi piace da consultare e lo scomprendo pure, grazie a Dio. Però non è giusto a miserrai, sabota amici da sbatti in faccia, ma non fai pregatoria in sardo. Assolutissimamente. E poi questo è così. Che Dio ha potento in devozioni una bella pagina del Vangelo. Quando
quando Gesù Cristo ia dannau ai apostoli, dopo che si volevano sazzauso, de cudovani moltiplicau e de cudovisci buono, che isso ia preparau, de cudovisci cedo moltiplicau. Arrogolei, Arregolei finse e cusso che aveva. Isarrogheddos. Fragmenta, ne pereant. pereant. Volta che non hanno intiperdius. E quindi noi a Pucicau de Bonni che anche una cosa, infatti. proprio poi si torrai, poi pensai, poi non la sai a perdi, poi Sì, continuai, sì, sì, sì. poi che depois arribai. Certo, ma infatti si beneoso a su chi c'è sta intro di questo libro. E esti veramente ricco, c'è dedotto, ci funti documentos ufficiali che pertoccano a sa lingua sarda e a sa liturgia, documentos ufficiali, riflessioni. Poi ci funti dotto is pregatorias antigas in sardo, bogadas deis catechismos antigus e torradas a noi a ponni. E poi ci funti testos dei missas sperimentales in arausai, ci fattas a esperimento, predicas fattas appunto in missas in sardo e poi ci funti vidas de santus, storia des parrocchias, che Monsignore moi e serbendi, e poi c'è tutta una questione a pizzo dei brebus, goccius, sa novena de Paschigedda, insomma è proprio una specie di magazzino, ma magazzino now in tono bello, è un tesoro, è una specie di enciclopedia dedotto su chi pertocca a sa lingua sarda imperata povergai a Deuso e in sa liturgia. E questo libro veramente è un'au che in ogni domo de sardus ci da de pessi. E Monsignore davo più vai proprio ai civitiche dopo essere proprio in manos e in bucciacas a des personas e dato intitolato Maximas Eternas, e ad essere annai massime eterne, che vi danno un libro de divozioni me da Vamau, che ai tempus antichi, che teniano in mano tutte le persone che andano a intendere sa missa, ci via da su desto dessa missa in latino, Santo Francesco de Sales, Santo Giovanni Bosco sì, soprattutto. Esattamente, ci via sa traduzione dessa missa latino in italiano. Ma ti immagini, sa die Corpus Domini Deo si è obbligato a cantare sto tanto mergo, si è obbligato a cantare in latino, ma poi tutto il tempo cantare in latino. E se andato a su 1786, quando s'obispo di Ales, Monsignor Pilo, Sì. gli ha fatto questa bella traduzione. Bellissima questa dottrina del Monsignor Pio. Questo grande in verso sardo. sacramento, venereus umiliaus, e commente noi a subentu, cedant il rito spassaus, e su io con obbidi, accetteus confirma vidi. A Deus Babo Onnipotenti, a su Figlio Redentori, con su coro e con sammenti, alabeus con grande onori, e sia puro onori uguali a s'amori eternali. Amen. E invece sì, nonna mia tu cantata in latino e non si nao commenti tu cantata. E procedendo so controtto. Porai. Bene, torrao grazie a Zanzando Sambo Signore Gianfranco Zoncheddu. Po tutto s'impegno cosa sua a favore dessa lingua sarda in sa liturgia cristiana e po questo libureddo che sa donau Maximas Eternas che Deo consiglia a tutti su dessi precurai. Poi ta veramente esti uno dei gustus libros che esti una mina de tesoros de importo massimo po sa Sardigna e poi sardos. E grazie a tutti e grazie a Monsignore. Grazie.